In molti si chiedono quale può essere il futuro del CUPA sotto la nuova gestione del presidente professor Gaetano Armao, collaborato dal suo nuovo CDA, e dopo l'estromissione della provincia che per carenza finanziaria ha deciso di retrocedere dalla figura di socio. La settimana scorsa anche una seduta del Consiglio Comunale straordinario di Agrigento ha visto tale tematica al centro del dibattito. Forti e decise le ammissioni del professor Armao, che vede nel rilancio del polo universitario un drastico taglio al personale esistente, considerando l'esiguo numero di studenti che la frequentano. I dipendenti attualmente sono 15, tra cui 8 a tempo indeterminato e 7 precari, per una spesa complessiva di circa 440.000 euro. Le incertezze che giustamente c'erano, perché c'erano delle preoccupazioni, devono adesso ritenersi del tutto fugate e dobbiamo certamente riparametrare i costi, perché non è possibile spendere 500.000 euro l'anno di solo personale interno. Noi abbiamo già fatto un programma di razionalizzazione che ci porterà a ridurre il personale senza scelta traumatica con dei pensionamenti e di portare il costo del personale a neanche la metà di quello che costava prima. Questo è un gesto che dimostra a chi ci sostiene finanziariamente che noi vogliamo cominciare da noi stessi a ridurre i costi. Come voi sapete per il resto i costi sono quasi azzerati e questa è la prospettiva, cominciare con le carte e i conti in regola, rilanciare il consorzio come opportunità e prospettiva per l'intera provincia di Agrigento, ma soprattutto per i nostri giovani. Si parla di collaborazione con altre università, Core, LUMSA, cosa c'è di vero? Sono tutte trattative intavolate e aperte, le concluderemo prima dell'inizio del nuovo anno accademico per ampliare l'offerta.